si è capito da parte anche dei catechisti, dei parroci, che la catechesi in diocesi, l'annuncio del Vangelo è curato ed è responsabilità del vescovo, e il vescovo tramite i preti e tramite questo gesto del mandato affida il compito, il ministero, la responsabilità dei catechisti ad alcune persone. In questo si dà l'idea che la catechesi, fare il catechismo non è portare avanti un pallino, una cosa personale, ma è un mandato della Chiesa stessa, in questo caso del vescovo diocesano, che vuole i catechisti come suoi primi collaboratori nell'annuncio del Vangelo. All'interno di questo mandato, quali sono le cose più importanti da tenere a mente per i catechisti? Ma pensavamo quest'anno, intanto il titolo dice date voi stessi da mangiare, che è una frase di Gesù che prima di moltiplicare i pani lui usa verso gli apostoli perché si impegnino loro per primi, no? Come dire che anche l'annuncio del Vangelo non è una pappa pronta che cade dal cielo in maniera miracolistica o così scontata, ma è un impegno dove ognuno mette qualcosa e l'annuncio passa o non passa in base che ci sia la disponibilità dei discepoli a far riecheggiare la parola di Gesù, ecco. Per quanto riguarda il percorso catechistico diocesano, a che punto siamo? Ma ormai il progetto catechistico un po' nelle parrocchie è abbastanza acquisito. In questo anno, già iniziato l'anno pastorale precedente, il vescovo nella visita pastorale insieme all'ufficio catechistico un po' verifica nei vari ambiti della diocesi soprattutto il progetto catechistico, se è capito, se è applicato, se ci sono ancora delle osservazioni, delle difficoltà.